governo, il presidente del Veneto Luca Zaia: auspichiamo venga dato l'incarico a Matteo Salvini, serve un governo forte per confrontarsi sull'autonomia della regione, dice. E allarme e sicurezza a Padova, rissa violenta tra minorenni in Prato della Valle, sono stati esplosi 2 colpi di pistola, è accaduto ieri sera. È precipitata dal balcone di casa al terzo piano di una palazzina, una trentenne vicentina è morta, poche ore dopo l'ospedale, la tragedia a Recoaro Terme. La polizia ha arrestato un ex richiedente asilo a cui lo status di rifugiato era stato negato, spacciava i ragazzini a Conegliano, in 3 mesi affari per 20.000 euro. Per seguire la donna di cui si era invaghito utilizzava anche dei droni telecomandati, per questo un 53enne è stato arrestato per stalking dai carabinieri a Pieve di Sacco. Lo scorso anno per protestare contro il suo licenziamento c'erano stati cortei, sit-in. Oggi il giudice ha stabilito che Agustin Breda, lavoratore e rappresentante sindacale, venga reintegrato. Si sposerà il 26 maggio Giancarlo Gentilini, top secret la location, ma non sarà a Treviso, lo faccio per amore, ha detto l'ex sindaco. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione del Veneto. In apertura l'avete sentito, si parla del nuovo governo, interviene sulla questione il presidente del Veneto Luca Zaia che dice: auspichiamo venga dato l'incarico a Matteo Salvini. Serve infatti, prosegue, un governo forte per confrontarsi sull'autonomia della regione. Tutti i particolari nel nostro primo servizio. Oggi auspichiamo che l'incarico sia dato a Matteo Salvini, che è colui che rappresenta la coalizione che ha preso più voti, cioè il centrodestra. Il governatore del Veneto Luca Zaia spera in un mandato per il leader del Carroccio Salvini. Lunedì il capo dello Stato Mattarella ha convocato nuovamente i partiti per un nuovo giro di consultazioni in un'unica giornata, sperando in un accordo, anche se sembra sempre più probabile un governo del Presidente. Il lavoro che ha fatto finora il capo dello Stato è perfettamente in linea con quello che doveva accadere, ha spiegato Zaia, che però poi sottolinea come dal voto del 4 marzo siano trascorsi già 61 giorni e l'Italia sia ancora senza un premier. Resta ovviamente l'imbarazzo di 60 giorni buttati al vento e ovviamente anche di chi ha voluto dare le carte in questi 60 giorni, perché si parla spesso di centrodestra, si parla di Lega, di Forza Italia, si parla di PD, ma nessuno ricorda che chi ha voluto tentare di dare le carte per 60 giorni sono stati in quel momento 5 Stelle, che oltre a tentare di dare le carte hanno dato veti a destra e a manca. 5 Stelle che per bocca del loro leader Luigi Di Maio invocano di tornare alle urne a giugno. Quando si tornerà a votare, spiega il presidente Zaia, bisognerà però farlo con una nuova legge elettorale. Dico, nel momento in cui si dovesse andare a voto bisogna assolutamente andare con una nuova legge elettorale, altrimenti diventa una farsa, i cittadini hanno capito. Per la regione Veneto è importante che venga formato in tempi stretti il nuovo governo, aggiunge poi Zaia, per poter proseguire l'iter dell'autonomia. Ci servirà ovviamente un interlocutore, perché l'articolo 116 della Costituzione è chiaro, dice che la Regione dovrà chiudere un'intesa con il governo. Ci vuole un governo, ci dicano, vabbè, c'è il governo Gentiloni, però non mi sembra il caso di dire che si possa chiudere un'intesa con un governo che ormai si sta spegnendo come una candela. Ci vuole un governo forte che garantisca governabilità. Ed ora la pagina della cronaca ci porta in quel di Marengo, nel Mantovano, dove questa mattina intorno alle 7 ha perso la vita un 21enne della provincia di Verona in seguito ad un terribile incidente stradale. Il giovane probabilmente stava recandosi al lavoro ed è finito fuori strada mentre viaggiava in auto da solo, auto che si è ribaltata più volte in un campo. Il 21enne è stato sbalzato dall'abitacolo ed è morto sul colpo. I primi soccorsi sono stati portati da alcuni automobilisti di passaggio e i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Mantova. E adesso ci trasferiamo a Padova con in primo piano la sicurezza che resta di attualità in città. Dopo i pusher di via Cairoli ora ci sono i minorenni che si picchiano e addirittura sparano colpi di pistola. È successo giovedì sera, niente meno che nella centralissima Prato della Valle.
Rissa con colpi di pistola tra minorenni in Prato. È successo giovedì sera nell'isola Memmia. I partecipanti alla gara di botte erano ragazzi di più nazionalità, alcuni italiani di seconda generazione, un romeno e un moldavo, che hanno sfidato una banda di coetanei albanesi. Uno solo dei giovani ha 18 anni, tutti gli altri tra i 16 e i 17, incensurati. All'arrivo delle macchine della questura tutti sono fuggiti nelle vie intorno, ma 5 sono stati fermati in via Aosta alla Sacra Famiglia. Sul luogo dello scontro i poliziotti hanno recuperato uno zaino con dentro un coltello a serramanico e una spranga. Poco lontano a terra c'era una pistola scacciacani senza il tappo rosso di sicurezza. L'arma pare appartenga alla banda di giovani albanesi fuggiti via, ma a sparare i 2 colpi in aria dovrebbe essere stato il ragazzino moldavo. I 5 fermati sono stati condotti in questura e denunciati per rissa e porto di oggetti atti a offendere. Le indagini continuano per rintracciare gli altri partecipanti al pestaggio. La situazione è totalmente disastrosa e questo è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo appunto avuto l'esempio di via Cairoli, ma all'Arcella la situazione non è delle migliori, in quanto riceviamo quotidianamente segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano continui atti vandalici, problemi chiaramente di sicurezza dovuti anche alla scarsa illuminazione, bande di pusher che stazionano nei vari parchi del quartiere. Un quartiere dove dall'estate scorsa esiste un distaccamento della polizia municipale, aperto però 2 mezze giornate alla settimana. Per un quartiere che presenta delle criticità come il quartiere dell'Arcella credo che sia insufficiente. E adesso la tragedia avvolta nel giallo in quella di Requaro Terme, dove una trentenne vicentina è morta dopo essere inspiegabilmente precipitata dalla finestra di casa. Requaro, la tragedia si consuma in pochi drammatici istanti. Una ragazza di 27 anni precipita dal terrazzo al terzo piano della sua casa. Sono le 4:30 del mattino, sul posto accorrono i medici del 118, ma non c'è nulla da fare. Nonostante i disperati e ripetuti tentativi di rianimarla sul marciapiede sotto casa, la giovane, gravemente ferita, muore poco dopo all'ospedale di Valdagno. Dalle prime ricostruzioni, quello di questa mattina all'alba potrebbe essere stato un incidente, una notizia che ha turbato tutto il paese. Ed ora a Conegliano, nella provincia appunto di Treviso, dove la polizia ha arrestato un ex richiedente asilo a cui lo status di rifugiato era stato negato. Il richiedente asilo spacciava i ragazzini tra il centro e la stazione. In poco più di 3 mesi, pensate, faceva affari per oltre 20.000 euro. Spacciava marijuana ai ragazzini, anche quindicenni, nel centro di Conegliano, piazzale Zoppas, stazione dei treni, Parco San Martino, via Vespucci. Vistasi respinta la richiesta di asilo, era rimasto in Italia da irregolare. Un 23enne del Gambia è stato arrestato dalla polizia su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Treviso, in cui gli si contesta la cessione in poco più di 3 mesi di 2.300 dosi di marijuana a una ventina di clienti. Il giovane era stato sorpreso lo scorso 31 gennaio con addosso 20 grammi di stupefacente e 70 euro ed era stato denunciato. L'attività successiva di polizia giudiziaria, grazie anche all'attività di coordinamento dell'autorità giudiziaria, ci ha permesso di fornire un quadro di ricostruzione che vedeva coinvolto il cittadino gambiano nel centro di Conegliano e quindi nelle zone che sono tradizionalmente monitorate da noi per il contrasto all'attività di spaccio, e soprattutto un percorso di approvvigionamento anche con soggetti minorenni, in particolare intorno a una decina, che siamo riusciti a contattare e a evidenziare all'autorità giudiziaria come fruitori dello smercio. 22 acquirenti, 9 minorenni, contatti veloci via WhatsApp. Da fine gennaio a oggi lo spacciatore è riuscito a piazzare 4 kg di marijuana per un giro d'affari di almeno 20.000 euro. Al vaglio ora il contenuto dei 2 telefoni cellulari sequestrati e il canale da cui il 23enne si riforniva. Sicuramente il soggetto ha una distribuzione e dei contatti che sono in corso di accertamento. Verificheremo che tipo di approvvigionamento lo stesso è in grado di ottenere. Violenze ancora ai danni delle donne, sempre le vittime, con l'arresto per stalking di un 53enne di Piove di Sacco, arrestato dai carabinieri. Il 53enne perseguitava la sua vittima anche con dei droni.
Gli viene contestato d'essere arrivato a procurarsi dei droni telecomandati da far volare sopra l'abitazione della donna, che da qualche anno era diventata sempre più oggetto delle sue attenzioni. 2 piccoli elicotteri muniti di telecamere, in grado quindi di osservarla anche all'interno del perimetro della sua proprietà. I carabinieri di Piove di Sacco li hanno sequestrati durante l'irruzione nell'abitazione di un operaio 53enne della Sacisica, ora agli arresti domiciliari, al quale viene contestato il reato di atti persecutori ai danni di una coetanea. Già nel 2016 l'uomo non si era rassegnato all'interruzione di quella che pare fosse una semplice frequentazione, iniziando una serie di pedinamenti, messaggi molesti e soprattutto appostamenti in prossimità dell'abitazione e del luogo di lavoro della parte offesa. Nel dicembre dell'anno scorso il Tribunale di Padova aveva emesso a carico dell'indagato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, prescrivendogli tassativamente di evitare qualunque tipo di contatto con lei. Malgrado il perentorio divieto, l'uomo, secondo le forze dell'ordine, non aveva desistito, escogitando anzi un modo per spiare la vittima anche a distanza. E adesso andiamo a Venezia con gli amati contestati tornelli. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell'autorità portuale Musolino, che ha messo nel mirino alcuni articoli usciti nei giorni scorsi sulla stampa straniera. Chiunque abbia la responsabilità di governo della città si trova a dover fronteggiare dei problemi enormi con peraltro una limitata operatività. Io credo che comunque aver azionato alcune operazioni, insomma aver messo in piedi alcune azioni sia importante, perché poi comunque attraverso approssimazioni progressive si troverà la soluzione definitiva. Quindi chiaramente non è ovviamente compito del Presidente del Porto, è compito del Sindaco, che sta facendo più del suo possibile, e sono certo che ha il massimo dell'impegno, perché questo è un problema di tutta la città e di tutti i cittadini. L'ordinanza emanata dal sindaco Brugnaro ha ricevuto anche l'appoggio dell'autorità portuale di Venezia, che ne ha approfittato per chiarire alcuni concetti usciti nei giorni scorsi sulla stampa europea, francese e tedesca soprattutto, che ha definito una Venezia in difficoltà soprattutto per l'aumento dei turisti che si riversano in centro storico a causa delle navi da crociera. Mi permetto di dire che ho letto la stampa internazionale, insomma, che sui titoli dà o accusa in qualche modo le crociere. Forse sono poco informati, perché il 1.700.000 nell'anno migliore, il 1.500.000 dell'anno scorso, turisti crocieristi, totalizza meno del 7% dei 30 milioni di turisti che vengono annualmente a Venezia. Quindi se il problema cosiddetto del turista c'è, non è sicuramente causato dall'afflusso dei crocieristi, che rappresentano una quota minima degli arrivi a Venezia, e soprattutto la quota più facilmente gestibile, perché il turista arriva in porto, ha i tour organizzati, ha dei flussi assolutamente controllati, peraltro paga in anticipo attraverso le tasse portuali un contributo alla città. Quindi se proprio bisogna fare un ragionamento sul turista crocierista, il turista crocierista è il turista dei sogni per la città di Venezia, perché è quello più facilmente gestibile. E adesso la storia del sindacalista licenziato e oggi reintegrato. Questa storia ci porta a Susegana, all'Electrolux. Il Tribunale di Pordenone ha disposto il reintegro in azienda di Augustin Breda, storico esponente sindacale dell'Electrolux di Susegana, licenziato nel giugno scorso con l'accusa di aver abusato dei permessi previsti dalla legge 104, un provvedimento che scatenò la protesta degli operai e dei sindacati scesi in piazza per difendere il lavoratore. Il giudice non solo ha spiegato che ha usato correttamente la legge 104, ma ha anche verificato che la motivazione del licenziamento non era appunto l'improprio uso della 104, ma una motivazione ritorsiva verso il sottoscritto per l'attività di delegato, di rappresentante dei lavoratori, delle tutele che esercitava nei confronti dei lavoratori come elemento appunto di ritorsione. Ora Breda attende di essere contattato dalla multinazionale che, secondo la sentenza, oltre a reintegrarlo, dovrà pagare arretrati e spese legali. Mi aspetto che non ci siano troppe lungaggini e possa riprendere l'attività intanto come operaio e poi con le prossime RSU, se i lavoratori vorranno, anche quale delegato. In una breve nota anche la CGIL, che a sua volta ha fatto causa all'Electrolux per attività antisindacale, ha espresso la sua soddisfazione per il pronunciamento del giudice. Ma con che spirito tornerà ora Breda in azienda? Positivo, io spero che l'azienda abbia capito e capisca che
non si risolvono i problemi cacciando le persone che hanno competenze, ma serve confrontarsi. Se, come a me pare, le condizioni di lavoro sono un problema perché creano malattie, creano difficoltà ai lavoratori, se uno pone la questione, se lo pone tecnicamente con ragione, visto che tra l'altro lo Spisa l'ha confermato, nel frattempo ci sia da confrontarsi. Adesso parliamo di tasse della TIA, la tariffa per la raccolta dei rifiuti, una lettera all'autority, quella spedita da Confesercenti Veneto, chiede chiarezza, serve al più presto, dice, per rendere omogenea la situazione tra nord e sud. Una lettera all'autority in attesa del nuovo governo è stata spedita da Confservizi del Veneto, direzione ARERA, l'autority per l'energia, le reti e l'ambiente. Serve in tempi brevi un chiarimento definitivo, una norma che renda omogeneo il settore e definisca al più presto anche la raccolta dei rifiuti, un servizio per cui i cittadini corrispondono una tariffa, pagando quindi regolarmente l'IVA, non una tassa che di fatto raddoppierebbe. Noi riteniamo che il cittadino non debba pagare una doppia tassazione, ma semplicemente il servizio che riceve. Il servizio che riceve deve essere adeguato a quello che realmente ottiene dall'azienda che opera sul proprio territorio, per il reale peso di rifiuti che quel nucleo familiare produce. Con questa lettera che abbiamo mandato all'autority abbiamo detto si può fare, perché il Veneto lo sta rappresentando con i fatti, non è una questione di carattere oggettivo, soggettivo, sono i fatti, sono i numeri. Virtuose le regioni del nord, virtuoso il Veneto che con una media del 67% di raccolta differenziata e punte dell'80% offre un servizio e risparmi alle famiglie grazie ad un adeguamento tecnologico di eccellenza a partire dai termovalorizzatori come quello di Padova. Al più presto sarà presentata anche una proposta di legge. Auspichiamo che il governo venga formato al più presto possibile, perché abbiamo pronta una proposta di legge proprio per regolamentare il servizio dei rifiuti. È rimasto fuori soltanto i rifiuti, perché per quanto riguarda l'acqua, il gas e l'energia questo problema non esiste. Per la serie Ville da Sogno torna in vendita la villa sul terraglio di Claudia Minutillo, la ricorderete per tutti, la segretaria dell'ex presidente veneto Galan e coprotagonista della vicenda Mose. Un edificio sontuoso bagnato dal fiume Dese all'interno dello storico complesso di Villa Volpi. Buongiorno avvocato, mi scusi. Buongiorno. Lei conosce dov'è Villa Minutillo? Villa Minutillo è quella. Discreta ma importante, come la sua attuale proprietaria, ecco la villa di Claudia Minutillo, ex segretaria dell'ex doge veneto Giancarlo Galan. Difficile individuarla se non si conoscono i vicini giusti. Praticamente non si vede dal terraglio, coperta dall'immensa villa del conte Volpi di Misurata, anche se con quel complesso le ex scuderie non c'entrano nulla. E il conte, ideatore della mostra del cinema al Lido, avrebbe certamente premiato la trama di un film attorno a questa villa, se non fosse che la vicenda è tutta vera. Protagonista una segretaria da 2.000 euro al mese, che vive in un mondo dove girano compensi a cifre ben più alte. Una sorta di Cenerentola, che però negli anni diventa proprietaria di un appartamento da 1.800.000 euro a Jesolo, e poi, poco prima dello scandalo Mose, di questo edificio, staccando un assegno da 2.400.000 euro. Ma non basta, dentro queste mura, che riprendiamo da lontano perché protette da un sofisticato sistema d'allarme allargato ai 550 metri quadri del giardino, la segretaria Minutillo ci mette dentro un arredamento stimato a non meno di 280.000 euro, tra i 70 metri quadri della veranda ingresso e gli oltre 240 tra piano terra e quello nobile. Così la Cenerentola di Palazzo Balbi è diventata, vivendoci, la principessa di Villa Volpi. La signora Minutillo l'ho conosciuta anche tempo fa, la vedevo molto più spesso appena trasferiti noi qui nel 2016, ultimamente sinceramente la sto vedendo molto poco. Poi arriva lo tsunami del Mose, l'arresto, la lunga confessione, il patteggiamento e i conti con l'Agenzia delle Entrate e la Corte dei Conti. Ecco perché dopo quella di Jesolo anche questa villa è nel sito di una nota agenzia immobiliare in cerca di un nuovo proprietario. So che sono in corso delle trattative, questo lo so di per certo perché un conoscente l'ha appena visitata.
Contesto importante, vicini come un miliardario americano e pare l'attuale presidente del Calcio Venezia. Per gli interessati la richiesta è di 2,5 milioni di euro, più o meno la stessa del 2016, quando pareva fosse già passata di mano. L'anno scorso era giunta voce che questa porzione immobiliare fosse stata acquistata da un messicano. È una cosa che ho letto sui giornali sinceramente, dopo penso non se ne sia più fatto nulla perché ho continuato a vederla. Resta da capire come sia stato possibile che una segretaria abbia fatto così tale fortuna, o se questa fortuna non sia sua ma dell'ex assessore Renato Chisso, considerato che la Minutillo ha dichiarato di aver fatto da prestanome in più di un'occasione. E l'occasione, come si dice, fa l'uomo, o meglio in questo caso la donna. È caso di dire una villa da cardiopalma. Parleremo quindi di cuore e aritmie tra poco dopo la pubblicità. Ben ritrovati in diretta con l'informazione del Veneto, dei telegiornali di Antenna 3. Primo nel Triveneto, l'ospedale San Bortolo di Vicenza impianta un sistema di monitoraggio sottocutaneo per monitorare il cuore e via app mandare in tempo reale i dati al cardiologo di fiducia. Grande quanto una moneta da 2 euro, è il nuovo dispositivo che rivoluziona il monitoraggio delle aritmie del cuore. Il dispositivo, Confirm RX, questo è il nome tecnico, viene impiantato sotto pelle e consente di monitorare in tempo reale con una pratica app sul cellulare come sta funzionando il proprio cuore e trasmettere i dati al cardiologo di fiducia. Primo del Triveneto ad investire e utilizzare questa tecnologia è l'ospedale San Bortolo di Vicenza, che nei giorni scorsi ha impiantato sotto pelle il dispositivo una donna 45enne. Questo sistema sicuramente può essere vantaggioso per i soggetti più giovani, soggetti che lavorano e che quindi hanno necessità di muoversi in continuazione, che hanno ovviamente la impossibilità di portarsi dietro il trasmettitore e possono comunque inviare in qualsiasi momento dovessero sentire il sintomo l'elettrocardiogramma al centro di riferimento, segnalando anche qual è il disturbo che ha accompagnato l'eventuale aritmia. Aritmie che si possono verificare a distanza di tempo in diversi momenti della giornata, per cui diventa difficile poter fare una diagnosi specifica in grado di individuare displasie aritmiche o del miocardio. Pensiamo ad esempio ai troppi casi di atleti che si accasciano al suolo senza che vi siano state nel tempo delle avvisaglie e degli allarmi. Consente di registrare l'elettrocardiogramma per un periodo molto lungo e quindi individuare in maniera più precisa la comparsa di un'aritmia. Quindi indirizzare il medico a approfondimenti diagnostici o a terapie più adeguate a seconda della situazione che ci troviamo di fronte. Ed ora il meteo, pioggia anche domani, poi da domenica sole e caldo almeno fino a mercoledì. Vediamo. Dopo il caldo fuori stagione dei giorni scorsi, la pioggia sta accompagnando questo primo fine settimana di maggio. Sabato sussisterà ancora questa instabilità che potrà dare ancora occasioni per qualche rovescio temporale, soprattutto nel pomeriggio. Ma il tempo comunque è macchia di leopardo che interesserà soprattutto le zone interne e montuose. Da domenica però le nuvole lasceranno spazio al sole. Il sole sarà prevalente su quasi tutta la regione, con temperature in aumento di 4-5 gradi rispetto a sabato, quindi con valori diurni fino a 27-28 gradi sulla pianura. Bel tempo che caratterizzerà anche l'inizio della prossima settimana, con sole e temperature massime intorno ai 25-27 gradi, almeno fino a mercoledì. Cambia nuovamente lo scenario da giovedì, quando un nucleo di aria fresca in quota porterà una nuova ondata di temporali che potrebbero estendersi anche fino a domenica 13, festa della mamma. È tutto per questa edizione, a tra poco con l'informazione da Venezia e provincia. Ben ritrovati al meteo. Proseguirà un tempo molto instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di sabato 5 maggio.
Sul Veneto condizioni di maltempo, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, molte nubi con locali rovesci e temporali a carattere sparso possibili soprattutto sui settori centro-meridionali, localmente anche di moderata intensità. Temperature in lieve aumento, minime tra 14 e 16 gradi, massime comprese tra 21 e 27 gradi circa. Condizioni di tempo piuttosto stabile invece sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà in prevalenza asciutto. Il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, solo con qualche pioggia e locale temporale possibile soprattutto sui rilievi. Fenomeni in cessazione entro la serata. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi. Il tempo sarà instabile sul Trentino Alto Adige, molte nubi sin dal mattino con qualche precipitazione anche a carattere sparso e localmente temporalesca. Migliorerà lievemente con fenomeni in cessazione già entro la nottata. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.